salutiamo ancora Simone di Nova Lexio. Ciao, lo dico male Nova Lexio. No, Nova Lexio. Ma è Lexio. Amiche e amici del nostro disagio, buongiorno e bentornati su Nerd. La questione che vogliamo proporvi oggi è il rifacimento di una nota serie televisiva che ha avuto una barca di successo, La Casa de Papel, La Casa di Carta. Noi vorremmo stendere una sceneggiatura per rifarla con personaggi locali, quindi ci sarebbe la figura del professore, che rimane il professore, però per esempio il fratello del professore potrebbe essere Collalbrigo al posto di Berlino, per esempio al posto di Helsinki e Oslo Erto e Casso. Erto e Casso, è vero, Erto e Casso. Erto e Casso. Sei un genio, amore, vero? sei un genio. Beh. San Giorgio dell'Archibella. Sì, no, troppo lungo però. Io direi che pesci in canna non è male. Sì. Chi potrebbe essere il personaggio di Tokyo? Questo va riflettuto bene. Che paese potrebbe dei dintorni? Beh, Tokyo è importante, Tokyo è importante. È la protagonista. Appunto. La voce narrante. Quindi, è importante. Mi viene a Gorizia, ma no. Trieste! Muggia! Muggia. Esatto, no, Muggia. No. Beh, facciamo italiana un po' più distante, però siccome Tokyo è piena di giapponesi, in un'altra città toscana non è piena di giapponesi ma di cinesi. Prato. Direi che Tokyo potrebbe essere Prato. Ma anche come assonanza non è male. Sì. E salutiamo Simone di Nova Lexio. Ciao Simone! E Denver potrebbe essere Denver potrebbe essere Susegana. Beh, Susegana sta benissimo per Denver, secondo me. Voi cosa ne dite? Che cosa ne pensate voi di Susegana per il personaggio di Denver? Quindi Stoccolma, che è la ragazza di Susegana, potrebbe essere Revine. Bogotà, Aviano, perché ho deciso che Bogotà sarà Aviano. ok. E Palermo lo faremo fare a Visna. C'era anche Palermo, è vero. Dovremmo riguardarlo. Dovremmo riguardarlo da capo. Anche lui. Quindi oltre a proporre a tutti di guardare, se non l'avete già fatto, La Casa di Carta, vi salutiamo. Comunque ciao Simone, grande, mitico, guardiamo i tuoi video sempre, comunque. E sono molto meno ignorante grazie a te. E siamo tutti e due molto meno ignoranti grazie a te. Grazie al lavoro che fai. Quando vuoi venire in provincia di Treviso sai che noi ti aspettiamo. Ciao! Ti tiro un pugno